Voi vi chiederete le terme di Venezia, ma sembra un controsenso, sembrano due termini agli antipodi, ma in realtà bisogna che ci chiariamo che cos'è il termalismo. Noi siamo abituati a considerare il termalismo dei greci e dei romani. È un termalismo artificiale perché creavano delle piscine, creavano dei ginnasi, creavano dei luoghi in cui fare delle gare di atletismo, esibivano dei corpi profumati, massaggiati, avevano il culto della perfezione del corpo. Quindi le terme erano dei luoghi in cui si rinfrancavano le forze, in cui si misuravano gli atleti e in cui si ritemprava il corpo con bagni caldi, freddi, appunto in luoghi che si chiamavano calidari, tepidari, frigidari. Qui abbiamo un'immagine di un labrum, di una vasca. Le trovate, questi vasche da bagno, le trovate ancora nelle piazze di Roma, perché sono state recuperate dalle terme e molte sono diventate fontane o sono appunto davanti a decorano le piazze. E qui abbiamo l'esercizio dell'atletismo. Però c'era un altro tipo di termalismo, detto termalismo naturale. Perché lo si praticò? Come lo si scoprì? Ma semplicemente perché in alcuni luoghi c'era dell'acqua che puzzava terribilmente di zolfo e si scoprì che per esempio se si portavano i cavalli azzoppati guarivano prima. Se si andava a camminare e si aveva determinate patologie, queste patologie si risolvevano. Quindi empiricamente si era capito che quella puzza, infatti in molti luoghi anche del Cadore ci sono delle sorgenti o delle acque puzza o puzzolenti, e perché sono sulfuree. Quindi si scoprì che c'erano delle acque in natura che avevano delle proprietà sananti. Una per tutte, a Tai di Cadore, l'Agole. Tai diciamo verso, girando a destra, non verso Cortina, ecco, Calalzo. E in molti luoghi appunto, e poi per non pensare al termalismo caldo, quello di Abano. Quindi è chiaro che l'attenzione anche dei secoli passati fu attirata da queste proprietà che furono poi utilizzate appunto per il bene del corpo. Ma poi ci fu anche un terzo tipo di termalismo che si affermò sia all'epoca romana, ma in maniera secondaria rispetto agli altri, ma soprattutto si affermò nel Settecento. Nel Settecento si scoprirono i bagni di oceano, i bagni freddi che cominciarono a essere utilizzati per terapia di varie affezioni. Come si facevano? Non si nuotava, o meglio, solo i pescatori, i popolani, le genti di mare che dovevano, per non morire, imparare a nuotare, nuotavano, imparavano. Ma dal Settecento in poi si affermò una pratica talassoterapica che era quella di stare in immersione, perché si pensava che i pori fossero penetrati dalla forza dell'acqua salsa. Ecco, detto ciò, noi possiamo quindi andare avanti per pensare che c'è una grande parte culturale nella pratica di questi diversi termalismi e soprattutto per questa che ci deriva dai greci attraverso i latini, ci furono delle influenze che come la portarono in auge, così anche la cancellarono dalla storia. Che cosa fu questo evento? Il cristianesimo. Il cristianesimo condannò il corpo come guscio e gabbia dell'anima e quindi tutte queste pratiche di atletismo, di estetismo, vennero rimosse. Restarono le terme come il Bulicame, come le terme di Abano, come pratiche più che altro quasi espiatorie che evocavano il purgatorio, ma non come pratiche appunto edonistiche. Riaffiorano queste pratiche con questo senso anche in area veneziana, dove fra l'altro con l'acqua si conviveva, con l'acqua salsa però.
Queste pratiche riaffiorano nell'Occidente moderno quando, durante l'umanesimo, si riscoprono i classici. E riscoprendo i classici si scoprono i bagni puteolanis, i bagni di Pozzuoli, i bagni di Aquisgrana, si scoprono tutte le località termali più o meno naturali e più o meno anche artificiali. E nelle però città della Rinascenza e della fine del Medioevo non c'è spazio per creare le grandi terme romane. Si leggono i testi classici, si leggono i piaceri di Ovidio o ciò che raccontava, no, il De Rerum Natura. Quindi si vorrebbe ripristinare questo tipo di pratiche, ma lo spazio urbano non c'è. E quindi si creano delle stufe. Le stufe sono dei luoghi piccoli, molto spesso equivoci, che sorgono a latere dei bordelli o nei luoghi più malfamati di Roma, di Firenze e di Venezia, in cui in pratica in stanze anguste con bracieri si butta dell'acqua con dei profumi, i corpi nudi si abbandonano al piacere del vapore e del calore e poi nelle stanze vicine gli stueri o stufaioli praticano cure estetiche, tagliano le unghie, fanno i massaggi, magari procacciano anche qualche bella cortigiana che già si era vista abbandonata al piacere del vapore nella sua nudità. Bene, questo è un angolo di Venezia dove c'era il pubblico postribolo, cioè vicino a Rialto, nella zona dei Carampani, che erano quelli che avevano affittato le case al Senato per fare il pubblico postribolo, e in questa zona noi abbiamo nella fondamenta di fronte proprio una, vedete, sottoportico e corte della Stua. Ma ne abbiamo anche un altro vicino a San Giovanni Nuovo, dietro la Querini, che è sottoportico anche questo della Stua, perché c'erano due stufe, cioè due di questi locali malfamati, infatti molto spesso registrano anche le carte criminali di episodi di gelosia o di contrasti armati fra uomini per qualche cortigiana, e comunque la cosa interessante è proprio la pratica culturale di questo termalismo che riaffiora, questo termalismo artificiale, cioè era una cosa che si faceva non tanto per lussuria ma proprio per cultura, per rivisitare le antichità romane. Questa è niente po' di meno che tratta da una incisione di Raffaello Sanzio e quindi ci ritrae in maniera molto artistica, con varie licenze poetiche, quella che doveva essere una stufa, un po', vedete, una accozzaglia di corpi coinvolti, abbandonati a questo piacere del vapore, addirittura con un bambino che in realtà sembra più un cupido. E questo è un quadro di Tiziano Vecellio. Voi lo conoscerete perché è uno dei quadri più belli della storia dell'arte. È Danae fecondata da Giove. Il mito, narrato nelle Metamorfosi di Ovidio, racconta che Acrisio, il padre di Danae, sa dal solito Menagramo che fa le profezie che sua figlia darà alla luce un bambino che lo ucciderà. Cosa fa? Prende la figlia, la chiude in una torre e la mette anche sotto custodia di questa signora, di questa domestica. Ma Giove passa di là, e Giove si sa che va in cielo, in terra, in ogni luogo, no? E vede questa bellissima fanciulla chiusa nella torre. Cosa fa? Si trasforma in una nuvola d'oro e in questa nuvola ci sono anche delle monete d'oro. Danae è stupita e è affascinata. C'è la ricchezza, c'è la bellezza, c'è lo splendore, c'è la nuvola e vedete si abbandona a questo amplesso che la penetra e la renderà gravida e quindi si realizzerà poi tutta la profezia del Menagramo che aveva già predetto tutto. Ma la cosa bella è che questa è, credo, il primo e l'unico ritratto di una voluttà femminile. È bellissima questa immagine, ma è anche una citazione dal reale,
perché probabilmente, siccome Tiziano andava in una di quelle stufe, questa probabilmente era una cortigiana, forse anche una cortigiana che lui conosceva, e che era in una posizione di abbandono al vapore in una stufa. E quella custode sembra proprio una mezzana che con avidità raccoglie queste monete. Vedete quindi come anche la realtà più triviale venga trasformata dal pennello di un artista in una sublime poesia. Infatti lui questi quadri così erotici e amorosi li chiama le poesie e li fa per Filippo II di Spagna. Andiamo avanti, ecco, vedete il particolare, guardate la dolcezza di questa donna abbandonata al piacere. E passiamo al Settecento. Si diceva, i veneziani quindi trovano questi luoghi angusti, ripraticano questo termalismo dei romani, degli antichi, ma poi c'è la Santa Inquisizione. Quindi in realtà le stufe si medicalizzano e quindi finiscono per dedicarsi soltanto alle cure estetiche. Così cambiano i tempi e cambiano le attività e si adeguano anche al mercato. Siamo nel Settecento. Il Giorgio III è proprio matto, ha un sacco di accessi, probabilmente dicono che era attaccato dalla porfiria o da altre malattie. Comunque uno dei suoi medici gli prescrivono i bagni d'oceano freddi. E quindi sono famosi i suoi bagni perché vestito di tutto punto, con tanto di corona in testa, con il seguito regale, entra nelle gelide acque dell'oceano e al suono di Dio e salvi il re. Ma non solo lancia così la moda dei bagni terapeutici nell'oceano, che già era ben freddo, ma anche la regina Vittoria, che è pudica, casta, che appunto difende lo stile vittoriano, quindi molto austero, però anche lei andava nell'isola di Wight e praticava i bagni di mare. Vi dicevo, non per piacere, ma proprio per salute. E dal Settecento cominciamo a vedere anche dei marchingegni per poter fruire dei benefici effetti dell'acqua marina, come questa macchina. Vedete, questa macchina di questi John e Mary Saver che hanno inventato questa carrozza che ha una protuberanza verso l'acqua di una specie di tenda, in modo che ci si può spogliare perché non si rischia di annegare, ci si attacca su un predellino, si sta in bagno, i cavalli marciano e ci si sente il benefico effetto dell'acqua sulla pelle. Questa quindi è una macchina da bagno che però tutela anche il pudore. E Venezia? Venezia da sempre si era imparato a nuotare per vivere e per non morire. Si andava in barca e pensate che molti erano gli annegati ogni anno. E quindi i giovani del popolo imparavano a nuotare con l'uso o di tavole, vedete, o di vesciche gonfiate, i nostri salvagenti. Ma oltre a questa pratica popolana e marinaresca, nell'Ottocento ci sarà un grande lord inglese, Lord Byron, che amerà l'amplesso della città e soprattutto il rapporto fisico con l'acqua dei suoi canali. Quindi Byron si racconta che andasse a fare delle nuotate notturne, affascinato dalle due lune della città, no? Una che si rispecchiava appunto sull'acqua. Byron aveva cominciato a ingaggiare delle gare di nuoto con i veneziani, gare di nuoto che partivano dal Lido e arrivavano fino alla stazione e in cui spesso lui risultava vincitore, aveva una grande formazione atletica. Byron andava a cavalcare
sulle dune del Lido, voleva essere sepolto al Lido, sotto una duna, con su scritto Byron implora pace, poi invece morirà in Grecia e lo seppelliranno nelle tombe di famiglia a Londra. Ecco, ma questa percezione romantica della città deriva anche dal fatto che ormai non era più libera, non era più la Serenissima, non si veniva più a conoscere gli assetti repubblicani, il grande miracolo della città inventata sulle terre incerte, non si veniva più a capire quali erano gli equilibri delle classi sociali di questa Repubblica. Ormai era suddita. E quindi che cosa restava? Restava la bellezza delle sue acque, la bellezza dei suoi monumenti, molto degradati, il fascino romantico anche di un bene, di una bellezza che si disgregava. Questa grande città, questa Repubblica dei Castori, come diceva Goethe, che invece in epoca di dominazioni straniere viene depressa, soprattutto in epoca asburgica, anche in epoca napoleonica. Ma del resto si sa, le grandi monarchie avevano sempre detestato la Serenissima, perché era un modello completamente diverso da quello loro. Quindi i chiari di luna di Venezia saranno un must anche della pittura ottocentesca, e soprattutto Venezia sarà influenzata da una pratica che comincia dalla vicina Trieste. Grande rivale di Venezia, piccola cittadina sempre surclassata dai mercanti veneziani, aveva pochi abitanti, aveva solo qualche migliaio di abitanti, ma nel momento in cui Venezia e Trieste sono sotto gli Asburgo cominciano a potenziare la città e la pompano come il vero porto degli Asburgo sull'Adriatico. Venezia viene depressa anche economicamente, ma soprattutto, cosa interessante, è che da questa dominazione asburgica ne deriva anche un potenziamento della fruizione della talassoterapia. Siamo nel 1824, quando proprio nel Golfo, qui sono le rive di Trieste, se lo conoscete, si crea uno stabilimento di bagni galleggianti. È uno stabilimento con ristoratore, come lo chiamavano il ristorante, con ottima birra, con camerini, con una piscina e anche con un museo marino. Vedete, tutte le elite vanno. C'è da dire che questo stabilimento galleggiante è un po' una citazione di quelli che già da tempo c'erano sulla Senna. A Parigi ce n'erano già tanti, perché i parigini amavano appunto fare i bagni nella Senna, e quindi c'è questa citazione francese. Bene, i veneziani non tardano poi, ecco, questa è l'immagine di come si fruivano i bagni, cioè in immersione, e come le piscine fossero non per nuotare ma per starci a sguazzare, perché il beneficio doveva essere per l'immersione. E qui abbiamo nel 1833 un medico chirurgo dell'ospedale civile di Venezia, Tommaso Rima, il quale prende lo spunto da Trieste e crea dei bagni nel bacino di San Marco, che prenderanno il nome di bagni Rima. Il dottor Rima prima scrive vari trattati sui benefici effetti della immersione nei canali di Venezia, nell'acqua salsa di Venezia, però poi dà anche dei suggerimenti, dice certo sarebbe consigliabile fare il bagno nei canaletti meno fondi, però attenzione perché sono pieni di vetri, perché sono pieni di porcherie, quindi forse converrebbe farlo nell'acqua dove è più pulita ma è più profonda, si rischia di annegare, e quindi ecco che lui progetta questo stabilimento bagni. Come vedete è un pontone con due parti galleggianti, con il fondo che viene rimosso e c'è una gabbia, in modo che le persone che prendono il bagno possano stare in piedi senza il rischio di annegare. Poi ci sono ai lati ovviamente tutta una serie di carrucole che tengono delle tende per proteggere anche dagli sguardi così indiscreti.
E quindi c'è, e poi c'è questa ringhiera, e adesso la vediamo come era davvero. Vedete, è un marchingegno molto grande, abbiamo la parte con le tende, che era la parte con la piscina, questa parte con i camerini, con i servizi, un ristorante. Viene premiato negli anni 40 dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, perché è una meravigliosa macchina che consente di curare il corpo alla vista di un meraviglioso panorama della Basilica, ovviamente della Salute, della Piazza San Marco, di San Giorgio e di tutto il bacino. Ma i bagni così promiscui nell'Ottocento li potevano prendere solo i maschietti, perché insomma non è che potessero andare anche le donne. E allora le signore usavano una sirena, quello è il dottor Tommaso Rima, cioè una barca supplementare che potevano affittare ad ore. Com'era la sirena? Detta così perché era per le signore, che quindi potevano fare le sirenette all'interno di queste micro piscine. E la sirena, ecco, era questa. Il progetto realizzato era praticamente un burcio al quale veniva rimosso, scusa, ho sbagliato, un burcio al quale veniva rimosso il fondo, come nei bagni quelli più grandi. In più però c'era questa bella tenda dove la sirena, la signora, si spogliava, poi scendeva con una scaletta e si appoggiava i piedi, era fatto in modo che anche le più piccoline potessero star fuori con la testa. Come vi dicevo, veniva affittata ad ore. E la descrizione poetica di una sirena del genere, questa è la descrizione tecnico-scientifica, no? Quella che viene anche approvata e premiata, ma la descrizione poetica ce la fa in una novella notissima un autore che è Camillo Boito, e questa novella si intitola Senso e ha ispirato il famosissimo film, che è un must della nostra storia del cinema, di Luchino Visconti. La storia forse la sapete, ma comunque ve la rinfresco un po'. Ecco qui, Alida Valli che rappresentava Livia. Livia era una contessa sposata a un anziano e ricco conte filo-austriaco, e Livia Serpieri incontra casualmente e fortuitamente un giovane ufficiale austriaco, quindi questo Franz Mahler. Questo Franz Mahler si innamora perdutamente di lui. Lei è una donna âgée per quei tempi, ha già superato i 30 anni, per allora erano già donne mature, e quindi lei si invaghisce. Non solo, si invaghisce talmente tanto e viene talmente sedotta da lui che poi gli darà anche tutti i denari messi da parte per la causa italiana, e poi lui si rivelerà anche un traditore non solo suo ma anche della causa austriaca, tant'è vero che poi lo denuncerà ai suoi compagni austriaci e lui verrà giustiziato, quindi con un dramma. Ecco, con questo drammone, in questo drammone ottocentesco, noi scopriamo che il primo amplesso fra Livia e Remigio, quindi fra questi due bellissimi attori nel film, non avviene in una casa, ma avviene in una sirena. E vi leggo anche il passo. Le sirene dello stabilimento Rima, dove si bagnavano le belle signore, ispirarono a Camillo Boito una pagina di grande effetto. Narra la contessa. Siamo nel 1865, allora. Avevo preso per un'ora dalle 7 alle 8 una sirena, cioè una delle due vasche per donne, grande quanto bastava per nuotarvi qualche poco. E la mia cameriera veniva a spogliarmi e a vestirmi, ma siccome nessun altro poteva entrare, così non mi davo la briga di mettermi l'abito da bagno. La vasca, chiusa intorno da pareti di legno e coperta da una tenda cenerognola a larghe zone rosse, aveva il fondo di assi accomodato a tale profondità sott'acqua che alle signore di piccola statura rimanesse fuori la testa. A me restavano fuori le spalle intiere.
Oh bella acqua smeraldina, ma limpida, sotto la quale vedevo ondeggiare vagamente le mie forme sino ai piedi sottili, e qualche pesce piccoletto e argentino mi guizzava intorno. Nuotavo quant'era lunga la sirena, battevo l'acqua con le mani aperte, finché la spuma candida coprisse il verde e tentando di rimanere per un istante a galla immobile. Spruzzavo la cameriera che fuggiva lontana, ridevo come una bimba. Molte larghe aperture, appena sotto il livello dell'acqua, lasciavano entrare e passare l'acqua liberamente, e le pareti mal connesse permettevano attraverso le fessure di vedere, applicandovi l'occhio, qualche cosa al di fuori. Il campanile rosso di San Giorgio, una linea di laguna dove fuggivano leste le barche, una fetta sottile del bagno militare. Dov'era il bagno militare? Era di fronte proprio alle prigioni, quindi abbastanza vicino a tiro d'aria. Il bagno militare che galleggiava a piccola distanza dalla mia sirena, guarda un po'. Remigio, alla stessa ora, era solito nuotare nella vicina piscina militare. In acqua era un eroe e passando in apnea sotto i pontoni entrò improvvisamente nella sirena. Ritto, in piedi, mezzo velato dall'acqua, ancora tremolante. Alzò le braccia muscolose e morbide, pareva che ringraziasse i numi e dicesse finalmente. E il capitolo ovviamente si chiude, siamo in un romanzo, in una novella dell'Ottocento, ma capiamo già quali sono le premesse e capiamo anche come sia appunto galeotta la sirena. Questi sono i bagni in cui nuotava il suo amato, i bagni militari, questo è l'interno dei bagni militari e questa appunto è la sirena dove arriva in apnea l'amante. Ma a Venezia ci sono anche molte gondole e le gondole erano utilizzate dai diplomatici e dagli ambasciatori, e uno di questi, l'ambasciatore francese, amava appunto usare la sua gondola da bagno e faceva remare la sua coppia di gondolieri controcorrente per avere l'effetto idromassaggio. Vedete anche questa gondola era dotata di felze per la privacy e la tenda più alta serviva per vestirsi e spogliarsi. Quindi tutto un mondo che noi non abbiamo mai conosciuto se non fossimo andati ad esplorare nelle pieghe della letteratura e nelle pieghe della storia. Ovviamente non la storia venemenziale, non la storia dei grandi, delle battaglie, dei re, ma non c'è solo quella storia, c'è anche questa storia sociale, questa storia anche della sensibilità e della cultura materiale. E questa è un'altra barca, questa qui è una barca da bagno che sia autogestiva, perché vedete quelle spatole, quelle eliche laterali venivano pilotate dall'interno muovendo le braccia e quindi si riusciva a muovere la barca restando unico, bagnante e vogatore. Ma non bastavano solo le barche da bagno o gli stabilimenti balneari. Ne abbiamo visti che ce n'erano due, quelli della Marina Militare e quelli per i civili. Ma poi crebbero in città molti alberghi che erano dei veri e propri Kursaal. Ovviamente non potevano essere dei Kursaal grandi, enormi, come quelli che c'erano a Abano, che c'erano a Montecatini, che avevano lo spazio ambientale che noi troviamo nelle altre ville d'eau. Ma Venezia diventa e si caratterizza come ville d'eau dell'Europa perché comincia a convertire alcuni alberghi, come l'Hotel Luna per esempio, come il Bauer, come il Vittoria e Ramo Fuseri, e come altri alberghi, per esempio Palazzo Grassi diventa un albergo con annesso stabilimento bagni, che è la palazzina, oggi palazzina Stark, che era lo stabilimento bagni. E così via. Poi ci sono, per esempio, l'abbazia di San Gregorio diventa un albergo con annesso edificio galleggiante per i bagni. E poi ancora, ovviamente, risalendo il canale verso la stazione, l'acqua era meno pulita, perché
l'acqua che si utilizzava era l'acqua del Canal Grande. Ovviamente non c'era Porto Marghera, quindi non era inquinata dalla chimica, ma certamente dall'inquinamento biologico, sì. E quindi tutti noi veneziani semiantichi come me, che abbiamo imparato nelle piscine, io ho imparato alla Passoni, quindi una piscina da piccola, che era non alla Giudecca, sulle Zattere, ma nel canale della Giudecca, si sapeva che bisognava fare il bagno in acqua entrante, perché acqua uscente si portava via tutte le lordure della città. E quindi anche tutti questi stabilimenti cosiddetti talassoterapici pescavano l'acqua dal Canal Grande o dai canali secondari, le immettevano in questi stanzini, oppure se avevano anche in qualche piscina più grande promiscua, dove ovviamente però non ci stavano le donne. Ecco, e qui vediamo uno di questi stanzini come era attrezzato, e dall'altra parte vediamo questo manifesto che è interessante perché è del 1842, perché fu il bagno, lo stabilimento balneare più alla Page. Fu proprio questo di Francesco De Antoni, grande patriotta, che lo apre nel 46 e che nel 48 viene perseguitato perché appoggia i moti rivoluzionari del 48, è costretto a fuggire e quindi lo espropriano di tutto. Ma guardate la bellezza di questi bagni, e ancora oggi se entrate nella palazzina Stark dietro o a fianco sul Canal Grande del Palazzo Grassi, che è un albergo, voi potete ancora vedere queste colonne, che sono più piccole, è un po' amplificato il manifestino, e qui vediamo bagni dolci, bagni salsi, bagni misti. Allora c'è da dire che i bagni dolci costavano molto di più, perché l'acqua veniva importata dalla terraferma e quindi era più costoso. Il bagno salso costava molto meno perché ce l'avevano a portata di mano. Ecco, e quindi capite che è tutta una cultura che poi fa moltiplicare questi alberghi. L'albergo d'Italia è l'attuale Hotel Bauer. E ancora, questa a me piace, questa cartolina, perché è un clamoroso falso. O meglio, non è un falso, è molto mistificatoria. Pensatevi, questo è l'Hotel Vittoria. E questo sarebbe il Ramo Fuseri, che è un canaletto piccolo e mefitico, che è alla fine della Calle dei Fabbri, se voi avete presente, no? E è un piccolo canaletto e qui viene rappresentato come fosse Canal Grande. E pensare che questi pescavano in questo canaletto, rappresentandolo così, ma presentavano poi la prossimità con la piazza San Marco come una delle peculiarità dell'albergo. Ecco, queste erano alcune delle pratiche che si svolgevano, cioè di massaggi e fanghi. Si praticavano i fanghi di laguna, perché c'erano stati anche degli studiosi che avevano studiato e avevano sostenuto che facevano bene, ma ripeto, non c'era Porto Marghera, e si facevano anche i fanghi portati da Abano. Nel 1946 si crea la ferrovia e quindi alcune di queste strutture si vantano anche di avere la possibilità di fare i fanghi ancora tiepidi da Abano che arrivavano per ferrovia, ma erano molto più cari. E con tutta questa evoluzione, che cosa succede? Succede che c'è qualcuno che non è felice. Manin, nella sessione dell'assemblea plenaria dei soci dell'Ateneo Veneto, siamo il 10 giugno 1847, quindi prima della rivoluzione, lamenta: Venezia non potrà sperare miglior destino che i bassi guadagni degli infermieri, dei locandieri e degli impresari? Ma dobbiamo diventare l'albergo di tutti quanti? Ai nostri figli dovremmo proporre solo un futuro di camerieri, appunto, e di locandieri o di impresari? Perché? Perché ormai Venezia era stata depressa nelle sue funzioni primarie, che erano quelle mercantili, di quelle dei predomini sul mare, quindi dei traffici, no? Ma perché? Perché Trieste aveva fondato, secondo un progetto che era già di Carlo VI e poi di Maria Teresa, quindi che partiva lontano dal Settecento, aveva fondato sia scuole matematico-nautica
aveva sottratto molte maestranze dell'arsenale da Venezia, molti ingegneri, e aveva cominciato a surclassare Venezia proprio sul terreno in cui era stata grande per secoli. Quindi quello delle costruzioni navali, quello dell'industria mercantile, poi aveva creato l'Imperial Scuola di Economia e Navigazione, di Commercio e Nautica, e poi il Lloyd austriaco e così via. Ecco, ma soprattutto è bello questa affermazione di Manin: necessita la Venezia di una scuola di commercio e di nautica perché alla pratica deve precedere l'istruzione. Il progetto di Manin sarà realizzato solo dopo che Venezia passerà all'Italia, perché qualche anno dopo si creerà l'Università di Ca' Foscari, che sarà appunto l'università che metterà in pratica il progetto di Daniele Manin, cioè quella di commercio. Ma nessuno sta a ascoltare Daniele Manin e scoppia la rivoluzione. Tutti sappiamo come va: bombardamenti, colera, ci si arrende agli austriaci e negli anni 50 c'è la repressione. Unica salvezza è ancora puntare su questo turismo, sul rilancio turistico, sul rilancio termale. Il comune, con alcuni medici importanti di Venezia, primo Giacinto Namias, un medico ebreo famosissimo, il più pagato di Venezia, sostengono che bisogna fare un grande Kursaal. Venezia ha la vocazione di essere una grande città termale, una ville d'eau europea, come Vichy, come Mentecatini, come Plombières, ma ha bisogno di una struttura enorme. Voi pensate, se avessero realizzato questo progetto di Grande Terme di San Marco, lungo 600 metri, che partiva, vedete lì lo spigolo di Palazzo Ducale, e arrivava fino ai giardini, non avremmo mai avuto Porto Marghera. Perché il futuro, la visione della città sarebbe stata indirizzata, certo, per carità, alla monocultura turistica, ma a un turismo come quello appunto delle Ville d'eau. E invece la cosa non andò così. Ecco il progetto di un architetto molto all'avanguardia, cioè Ludovico Cadorin, e questo quadro che è stato fatto da un importante pittore, Luigi Querena. E ecco l'immagine come avrebbe dovuto coprire e snodarsi lungo tutta la riva degli Schiavoni. Quindi con una trasformazione radicale della città e soprattutto della faccia al bacino. Il progetto passa, siamo nel 52, ma c'è l'altolà degli austriaci per motivi militari, perché la postazione della base militare austriaca è a San Giorgio, quindi non potrebbero controllare pienamente la riva. In caso di sommossa, non solo, ma dall'ultimo piano, siccome è piuttosto grande, eccolo qua, scusate, torno indietro. Allora, siccome dall'ultimo piano è piuttosto alto, avrebbero visto le postazioni militari dell'isola di San Giorgio, e questo non va bene agli austriaci, per cui il progetto viene cassato e si aggiunge anche perché le trasformazioni artistiche non si conciliano bene con la città. All'interno ci sarebbero state 3 piscine, un teatro, 3 ristoranti, centinaia di camerini. Ci sarebbe stato di tutto di più, come un grandissimo Kursaal appunto di una città termale. Questo è un esempio di una delle varie piscine che si sarebbero moltiplicate. Voi vedete, questo signore è quello che diciamo gestisce le terapie, le docciature e così via. Il tutto era all'insegna dell'igiene. L'igienismo nasce proprio nell'Ottocento. Paolo Mantegazza è uno dei fondatori di questa disciplina che utilizza l'acqua, proprio i massaggi e queste pratiche come punto di riferimento per il benessere, per la difesa della salute. Ecco, guardate l'immagine presa dai giardini. Doveva essere un'opera colossale, con giardini pensili, con passeggiate, con belli questi giardini, con queste specie di tempietti, di luoghi che consentivano appunto la visuale ampia sul bacino, cosa che l'ha fatto cassare. E questo invece,
siccome fallisce il progetto nel 54, questo è un volantino che ci dimostra come nel 58 continuino ad avere una piena promozione gli altri stabilimenti. Se voi siete di Venezia o se conoscete Venezia, voi riuscite anche a identificare. Interessante il prezzo dei bagni. Senza letto, con letto, bagni salsi costano meno, bagni dolci costano di più, come vi avevo spiegato, perché Venezia è in acqua salsa ma non acqua dolce, quindi venivano portati dalla terraferma. Poi ancora lo stesso, la parte inferiore della stessa locandina, vedete anche le annotazioni. Gli abbonamenti si pagano anticipati in ogni stabilimento, il bagno semplice dura 1 ora e con letto a 2, così si riposa anche dopo il bagno. Il bagno misto si paga come dolce, la mancia è fissata per ogni bagno a centesimi 25. E poi dice negli ultimi 3 stabilimenti, quelli più importanti, San Samuele, quello vicino a Palazzo Grassi, San Cassiano e La Salute, si possono anche fare i bagni termali, fanghi marini e bagni solforati. Quindi c'è una grande varietà d'offerta. Ma fallito il progetto delle grandi terme di San Marco, Giovanni Busetto Fisola, che era l'imprenditore che voleva investire e che aveva proposto non solo di fare quello stabilimento in muratura, ma anche di rifare lo stabilimento galleggiante, si vede tagliato ogni spazio di investimento e quindi si sposta sul Lido. E sul Lido creerà i primi stabilimenti di bagni sulla spiaggia. Prende rileva tutta la spiaggia e ancora qui abbiamo gli stabilimenti però con tutte le parti anche sempre dedicate sia alla farmacia, sia alla medicheria, sia anche ai trattamenti. Questi sono molto belli e notate una cosa, se quello era l'accesso visto dalla parte del Gran Viale, questo è l'accesso ai bagni visto dalla parte dello stabilimento che era sull'acqua. Dobbiamo considerare che lo stabilimento appunto aveva l'ingresso, una lunga passerella e poi si arrivava al corpo sull'acqua, aggettante sull'acqua, che aveva una sala di intrattenimento e di lettura e poi aveva l'affaccio con le scalette per bagnarsi. Vi faccio notare una cosa, perché è sopraelevato? Perché la sabbia fa orrore. Perché se notate come sono vestiti, le signore come sono vestite, ecco, vanno con i calzari. Ecco perché è necessario che ci sia l'ingresso dal lato del Gran Viale, poi questa passerella pensile, poi si arrivi alla parte aggettante dove ci sono tutti i trattenimenti, quindi il ristorante, la terrazza, e poi si arriva alla parte sul mare, vedete lì c'è la terrazza sul mare col ristorante e qui ci sono tutti i camerini e ciascuno con la sua scaletta, perché è terapeutico solo il bagno nell'acqua. Ma passeremo faremo un passo successivo. Qual è l'abbigliamento che si usa? A sinistra abbiamo l'abbigliamento da spiaggia, con questi bei sottanoni, magari più chiari, con cappellini, con ombrellini. Per fare il bagno, bisogna essere un momentino più agili, più sportivi, ma sempre copertissimi, con calzari, con fiocchi e con cuffiette. Poi lentamente cambiano i mezzi, cambia anche la rapidità dei collegamenti. Venezia si attrezza perché ci sono molti bagnanti pendolari che vanno dalla mattina alla sera, molti turisti che vanno dalla mattina alla sera e quindi ci sarà il piroscafo che arriva a Santa Maria Elisabetta e ci sarà il Grand Hotel del Lido. Fra fine 800 e inizi 900, proprio nel 1900-1901, c'è un dibattito molto interessante, sembrerebbe di assistere ai dibattiti dei giorni nostri sul turismo, perché molti operatori e molti imprenditori commentano che è uno spreco che ci siano tutti questi pendolari che arrivano la mattina a fare il bagno e tornano. Dice, dobbiamo creare
una società di bagnanti e quindi cominciano a fare intanto 2 grandi alberghi, questo Grand Hotel del Lido verso la laguna, poi il Gran Viale è potenziato per forza perché deve portare ai bagni del Fisola, che poi dopo lui li cede, li vende, vengono ingranditi. Ogni volta che scoppia una guerra di indipendenza glieli demoliscono perché hanno paura che ci sia uno sbarco nemico e che quindi diventi una postazione pericolosa per prendere la città. Comunque questi li ricostruiscono sempre in legno, poi anche li ricostruiranno finalmente in pietra. Ma comunque la cosa importante è che ci sono questi 2 alberghi, prima il Grand Hotel del Lido, vedete è piuttosto grande, che si vede anche da Venezia, con tutti i mezzi anche, e poi il Grand Hotel de Ben. De Ben che è appunto uno stabilimento termale balneare, dei bagni, hotel dei bagni. Sono i primi che sorgono nel 1900. E non a caso saranno serviti anche dal tram e avranno anche a disposizione, per esempio il De Ben, un suo stabilimento bagni aggettante sull'acqua e cominceranno a comparire delle capanne perché non si comincerà a non temere più la spiaggia e si comincerà a non temere più nemmeno il sole. Mentre il villeggiante dell'800, dei primi del Novecento, vuole solo l'acqua e ha paura del sole e della spiaggia, poi tutta una serie di teorie mediche cominceranno a scoprire anche le virtù sananti della spiaggia e del sole. Ma nel 1908, anzi per la verità 3 anni prima, arriva un imprenditore che si chiama Niccolò Spada con la sua barchetta e scopre a livello dell'odierno Casinò un appezzamento di terra dove decide che farà sorgere il Grand Hotel Excelsior. E in 3 anni ecco che il Grand Hotel sorge e sorge anche con ovviamente delle sue funzioni fisio-kinesiterapiche. Addirittura il piano terra avrà una serie di attrezzature che faranno invidia a qualsiasi luogo di riabilitazione. E questa parte del piano terra, questo stabilimento fisio-kinesiterapico, sarà affidato al dottor Giulio Ceresole, che è uno dei primari dell'ospedale civile, il quale comincerà anche a mettere una postazione per la rilevazione dei cambi climatici sulla spiaggia davanti all'Excelsior. E nasce la climatologia, cioè nascono gli studi del clima e delle diciamo quelle che sono le proprietà dell'ambiente, in particolare dell'acqua, dell'aria, di mare, sul benessere dell'uomo. Infatti, questo bellissimo cartellone pubblicitario è enorme, guardate cosa recita la parte, a parte la bellezza di questa, del proporre l'Excelsior con queste femme fatale, con queste signorine invece in costume, con questi bei cappelli, con questa eleganza, ma leggiamo cosa c'è scritto: la plus belle plage du monde, station climatique et balnéaire, printemps, été, automne. Sì, perché il Lido comincia a essere studiato da Ceresole proprio per la mitezza del suo clima. In primavera, estate e autunno, clima senza variazioni di temperatura né venti violenti, brise de mer, brezza di mare, tamisé tonifiant sans excitation, maximum 28 gradi. E poi ecco che cita tutte le strutture anche del Lido. Ovviamente, no, qui non scherziamo. Allora, il divertimento, la danza, il teatro fanno parte, secondo Paolo Mantegazza, del modo per ritemprare il fisico. Il grande igienista, che è il Vate dell'igiene, che vive fra la fine 800 e inizio 900, ci detta proprio le condizioni per fare una villeggiatura che sia una villeggiatura per la salute. E lui dice bisogna ballare, lui dice bisogna divertirsi, bisogna andare a teatro. Ecco quindi tutte queste peculiarità che sono peculiarità appunto della nuova percezione della villeggiatura. Qua vediamo le capanne, perché vicino agli alberghi, fra un albergo e l'altro, ci sono delle parti di spiaggia che vengono affittate dai veneziani, i capannisti.
che si creano queste capanne. A un certo punto c'è il dibattito, dice, ma fanno proprio orrore, sono di tutti i colori, di tutte le grandezze, con tende varie. Dopo prenderà tutto la ciga e farà tutto uguale come adesso noi lo vediamo. Un teatro al Lido, che poi adesso è scomparso, c'erano questi teatri anche all'esterno, questo era stato fatto, diciamo, di dietro fra la laguna e i bagni popolari, la zona A. E poi l'Excelsior, che potenza il tennis club, c'erano 4 campi fra l'Excelsior e il mare e altri 6 dietro. Ma pochi sanno che c'era un parco dei divertimenti che ha creato Niccolò Spada proprio dietro all'Excelsior e che è stato smantellato durante la guerra del 15-18. Ma nel 1933 invece viene creato il Luna Park, che noi ritroviamo ancora oggi dove c'è il planetarium, verso, diciamo, fra i Blue Moon e l'altra parte del Lido. Ma nel 1932 si decide, il governo fascista decide che si farà la mostra del cinema. Decide di proiettare Venezia nel mondo della celluloide, nel mondo della cinematografia. E questa sarà una cosa vincente. Dobbiamo considerare che le scelte del governo fascista sono, da una parte, tanto c'è l'unificazione del Venezia, Marghera e Mestre, perché c'era un piano di Foscari Volpi, che era quello di fare il porto industriale che doveva rilanciare Venezia nel grande business dei porti industriali competitivamente con il Nord Europa, cosa che per allora poteva andare bene, poi dopo si è rivelata una catastrofe ambientale. Comunque, da una parte il porto industriale, dall'altra parte la Ville Loisir, cioè la città dello svago, del divertimento, che era il Lido, e al centro la vecchia decrepita Venezia, che avrebbe dovuto essere restaurata con i proventi del casinò e di tutte queste attività. Fu la prima legge speciale per Venezia, la fondazione del casinò, che fu data, concesso alla città come un grandissimo dono. C'erano solo pochi casinò in Italia che potevano esercitare. Quindi, prima nel 1932 si apre la mostra del cinema e la si mette sulla terrazza dell'Excelsior. Vedete lo schermo? Eccolo qua. Poi noi abbiamo invece da una parte il padiglione d'arte e di industria della Biennale. Non sapete forse che il primo padiglione della Bevilacqua Namasa è stato lì, che è questo edificio che ancora abbiamo. E siamo nel 25, lo costruiscono in 3 mesi, pensate. Poi c'è il Palazzo del Cinema di Luigi Quagliata e poi ancora il Casinò. Prima viene creata nelle sale dell'Excelsior. Vedono che tira molto bene il gioco, concedono, appunto, danno la concessione a Venezia fra i pochi come Sanremo campioni in Italia, e quindi in 8 mesi Eugenio Miozzi lo costruisce a tempo di record nel 1938. E noi abbiamo la cittadella del piacere, del divertimento e della villeggiatura. Questi sono dei manifesti pubblicitari che ci danno anche la misura in cui il Lido venga promosso anche per la vicinanza di Venezia. Venezia e Lido diventano un'unica proposta, diciamo, anche perché le belle magliarde che vanno sulla spiaggia dell'Excelsior con il levieri o con la Pantera, poi ce le ritroviamo con la Pantera in piazza San Marco, come alcune contesse eccentriche. Quindi tutto il mondo dell'Occidente gravita attorno al Lido e a Venezia. E il divertimento però ricade anche sui bagni popolari che addirittura creano il cinema sull'acqua. Questo è veramente un peccato averlo perduto, perché c'era la terrazza che era quella dei bagni ora Blue Moon, che sono stati più volte anche distrutti da un incendio. Ma dobbiamo fare un'altra parentesi, però forse è scaduto il nostro tempo. Questa ve la racconto un'altra volta, direi. Volete che andiamo avanti? Allora, e i poveri? Beh,
Ai poveri ci avevano pensato la filantropia. Perché? Siamo in epoca industriale. Il grande capitale brucia le vite e soprattutto consuma la salute dei figli dei poveri. Il proletariato ha come unica ricchezza la prole, ma la prole è l'unica possibilità dell'espansione del capitale per il futuro. Se non ci sono dei piccoli che diventeranno poi gli operai del futuro, non ci sarà più alcuno sviluppo possibile. Quindi la filantropia dell'Occidente intero, che sta puntando su questo sviluppo che coinvolge tutti, che affascina tutti gli imprenditori e investitori, si rende conto e matura una sorta di rimorso nei confronti dei figli dei proletari, cioè dei figli dei lavoratori, i quali molti vengono proprio consumati dalla malnutrizione e dal fatto che respirano aria pessima. E quindi nascono lungo le coste, in tutta Europa, degli ospizi marini. Ci sono molti bambini che sono consumati dalla tubercolosi ossea e cutanea, che è una forma di tubercolosi che appunto è provocata dalla malnutrizione e dai cattivi ambienti in cui crescono. E quindi la filantropia comincia ad aprire, anche grazie a certi medici come Giuseppe Barellai, che è un fiorentino che gira in maniera indefessa tutta l'Italia e che riesce a far aprire questi ospizi marini. Questi sono i giardinetti reali e è una pesca di beneficenza che viene fatta nel 69, dopo che questo Giuseppe Barellai è arrivato all'Ateneo Veneto e ha spiegato la sofferenza di questi poveri genitori, i quali vedono i loro bambini morire perché non hanno i soldi di portarli al mare. E in effetti il mare fa loro bene. Ma perché? Perché al mare mangiano bene e poi respirano un po' di aria buona. Quindi questi poveri bimbi riprendono e rifioriscono, se proprio non sono agli ultimi stadi. E così la filantropia, non solo veneziana, ma di tutte le province venete, comincia a raccogliere soldi per creare un luogo in cui curare i bambini sfortunati e malati con i bagni. Vedete, questo è il primo posto in cui li mandano proprio nel 69 davanti ai bagni del Fisola, perché il Fisola dà loro un capannone che li ospita, ma dopo una stagione si rende conto che non sono una bella pubblicità, perché lui ha investito un sacco di soldi nei bagni e vedere questi poveri corpicini emaciati e devastati dalla malattia, insomma, non sono un bel vedere per la sua popolazione ricca, per la sua utenza ricca. E allora cosa fa? Dà loro un pezzo di terra in enfiteusi, cioè in affitto, dalla parte opposta, non lontano dagli occhi, ma non lontano dal cuore. E allora ecco che si crea prima un edificio in legno che è progettato dal Meduna, un baraccone, ma comincia intanto a poter ospitare nel 1870 i primi ragazzi, poi sempre per la filantropia viene fatto in mattoni, nel 73 è in muratura e può ospitare 450 bambini da tutte le province venete, in più quelli degli ospedali che vanno dalla mattina alla sera a prendere i bagni. Quindi è una bella cosa. Questo è il progetto, vedete quello in muratura che ancora lo vedete perché si affaccia verso il Casinò in via dell'Ospite Marino, e la parte in legno con tutti i camerini e i bagni. E qua abbiamo l'immagine dei bambini che stanno a prendere il sole e notate il particolare, la suora con il giradischi, perché siccome è importante che siano fermi e buoni e bisogna pur tenerli quieti, come si dice in veneziano, no? E allora anche le suore, le sorelle, si dotano di un giradischi per fargli passare il tempo e per tenerli un po', sperando che si addormentino. Ecco, queste sono ancora delle immagini, ma qui siamo sempre negli anni alla fine dell'Ottocento. Vedete, questi sono i bambini pendolari che portati dalle suore arrivano la mattina e ripartono la sera. Queste sono delle belle cartoline per cercare di rastrellare un po' di donazioni. Sono cartoline che vengono mandate in giro sperando che la filantropia si svegli.
Ma cosa succede quando il Grand Hotel Excelsior comincia a crearsi intorno questa città dello svago? Non sono belli da vedere, poveretti, sono proprio lì vicino. E allora Giannicolò Spada comincia a sovvenzionare dei bei camicioni colorati. Ma è peggio che peggio, perché sono anche tristi, malati e maciati e coi camicioni colorati. Allora la Ciga, che intanto prende l'Excelsior, fa un'offerta ai patroni dell'Ospizio Marino, i patroni erano eletti da ogni provincia di Venezia, e gli dice: sentite, vi offriamo un appezzamento di terra enorme, 48.000 metri quadri di spiaggia, dall'altra parte. Ancora lo stesso discorso, vi ricordate di Fisola? Lontano dagli occhi ma non lontano dal cuore. E fanno questa proposta, però scoppia la guerra. Nella guerra ci pensano, si brucia l'ospizio, una parte dell'ospizio viene bruciato perché viene usato come postazione militare dai nostri soldati che fanno da mangiare e bruciano l'ospizio. Fatto sta che, finita la guerra, siamo nel 21, accettano il cambio. Allora guardate, quello era l'Excelsior, se avete idea di come è fatto il lido, questo era l'Ospizio Marino e questo è l'appezzamento di terra che viene offerto. Dall'altra parte c'erano i bagni popolari, ma non importa, vengono portati via, lo stabilimento dei bagni invece era lì. Quindi benissimo, lontano da tutti i fulcri del business balneare, e un posto però che francamente è molto bello, perché è la più bella spiaggia del Lido, la più ampia e la più bella. Vedete la progettazione dei bei padiglioni enormi, siamo nel 21 e dal 21 al 38 è questa sì, è una progettazione di un'utopia. Il Antonio Garioni, che è questo medico, che è questo presidente di provincia, che prende la direzione nel 25 di questo stabilimento che ha solo i primi edifici, crea una città nel sole. Non so se la conosciate, adesso ve la faccio scorrere. Addirittura c'è la donazione nel 22 per fare un ricreatorio. I bambini poveri devono andare a curarsi, alcuni devono stare mesi, devono avere un ricreatorio, donazione di Mario Marinoni. Poi il ricreatorio cresce e nel 28 diventa un teatro Liberty, con una bellissima anche affresco di cherubini, in cui appunto c'è Nettuno che ridona la salute e le gioie del mare. Ecco, io spero che adesso il nuovo proprietario restauri questo affresco, che è veramente splendido. E poi da questo teatro ecco che parte tutto un servizio radiofonico, siamo negli anni 30, per fare in modo che tutti i bambini allettati possano, con le cuffie, voi guardate il particolare della bambina con la cuffia, possano sentire le lezioni di scuola e anche dei programmi che siano dei programmi che li dilettino un po', anche perché molti di questi bimbi, vedete, poi l'ospizio marino si era aperto a tutte le età della vita, poi diventa nel 1933 ospedale al mare, e pensate che molti di questi bimbi, guardate come arrivavano, in che condizioni, e poi lentamente venivano raddrizzati, ma molti dovevano stare in busti e dovevano essere messi al sole, guardate poi come potevano uscire, arrivavano così e poi stavano con questi busti e poi uscivano raddrizzati. Quindi stare tutti questi mesi significava anche cercare di dare loro anche un po' di sollazzo, e questo è il teatrino esterno che ancora oggi vedete se andate per la spiaggia e vi avvicinate all'ospedale al mare. Questa è la ginnastica e sono delle foto storiche, sono veramente splendide, con appunto, e questa è l'immagine che avete della città nel sole, della città della cura, con tanto di chiesetta. Anche la chiesetta è Liberty e cita tutte le belle chiese delle ville d'eau francesi. E questa è la vista dal mare. Una vista enorme. Se notate qui manca ancora e non c'è, sarà costruito negli anni 70, l'ultimo padiglione in monoblocco, che è degli anni 70.
Questi sono i bambini quando arrivavano ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, alcuni restavano anche 2 o 3 mesi, vedete, vestiti da piccoli fascisti, perché l'ospedale sarà un fiore all'occhiello dell'epoca fascista. Vi dicevo, comincia a essere costruito nel 21, però fino al 38 continueranno a fare queste costruzioni. Date un'occhiata mentre scorro le fotografie alle immagini, ci sono tutti i vari padiglioni cassa di risparmio, padiglioni assicurazioni generali e così via. È un concorso e questa è l'elioterapia. Come vi dicevo, la cura del sole, il bagno di sole in barca, guardate, il bagno di aria, questa è svezzosa, questi non sono manifestini pubblicitari, queste sono delle immagini che io ho preso dal testo del dottor Giovanni Ceresole, il quale scrive nel 28 il libro sulla sabbia del Lido. E in questo testo io ho trovato non solo tutta l'analisi scientifica per cui studia e dice: guardate che se noi facciamo le sabbiature, questa sabbia non è né polverosa come quella che troviamo come a Rimini nel basso Adriatico, né granulosa come quella che troviamo nel nord Europa. È una sabbia che ha il 50% di aria e il 50% di materia che arriva dalle Dolomiti, perché ce le porta il Piave, che scontrandosi con l'Adriatico la tritura in maniera tale che c'è il 50% di aria e il 50% di materiale. E quando noi facciamo le sabbiature, questo 50-50 rilascia il calore in maniera tale che è benefico, e anche per la composizione della sabbia stessa. E quindi ecco che la terza immagine è quella del bagno di sabbia. Siamo nel 28 e la cosa che mi faceva sorridere, e che forse farà sorridere anche quelli che hanno la mia età, di voi che hanno la mia età, è che alcune raccomandazioni per il bagno di aria e per il bagno di sole sono quelle che mi faceva la mia mamma. Copriti con vestiti che siano larghi, che non facciano sudare, non stare nelle ore calde, eccetera, eccetera, cioè delle raccomandazioni che sono entrate nella nostra cultura veneziana di tutti i giorni. Ecco. Questo è, vi presento il dottor Giulio Ceresole, che è quello a cui dobbiamo tutto il rilancio dell'ospedale al mare. E questi sono i primi edifici sulla sabbia per le sabbiature, questi invece sono gli ultimi. E erano così negli anni 70 e voi vedete anche il manifesto pubblicitario degli anni 70. Queste sono le immagini dei giovani anche adulti, ormai è diventato un ospedale per tutti, e queste bellissime immagini dei riti che si facevano nella chiesetta. Io ho girato anche delle interviste per ricordare l'uso pubblico della chiesetta, per cercare di chiedere di farla restituire, perché è una cosa che è di tutti noi veneziani. E adesso vediamo chi l'ha comperata, se riesce a restituirci sia il teatro che la chiesetta. Adesso l'ha comperata questo Gotthard, che vuole farci una sede della sua Compum Medical Group, che è un'azienda di medicina informatizzata. Vuole portarci 1000 suoi dipendenti, quindi vuole praticamente fare un quartiere della città, e devo dire che io ho sostenuto questa cosa, perché l'idea che facessero 2 resort in questa splendida parte del Lido mi faceva ghiacciare, perché se Venezia non ha bisogno di qualcosa sono proprio di 2 resort. Volevano demolire tutto e fare, vedeste che orrore, questo è Garioni e questi sono i reali che venivano in epoca fascista. Queste sono cartoline pubblicitarie. Capite che fino a che non è passato all'ULSS, questo ospedale è stato gestito con una promozione e aveva un valore intrinseco enorme. E quindi alcune di queste cartoline le ho trovate al Marché aux Puces di Parigi, per dire. Io sono una che cerca le cartoline, le testimonianze, no? L'ospedale aveva valore e era diventato di prima categoria proprio perché si avvaleva sia delle cure climatico-ambientali, quindi aveva anche un reparto di reumatologia, ma poi aveva tutte le specializzazioni, poi era diventato un grande ospedale. Dal 2004 invece hanno deciso
di dismetterlo perché è troppo costoso e perché era la politica dei tagli alla sanità. Guardate l'ampiezza di questo ospedale e non c'era ancora qui il monoblocco che è costruito. Posti letto 1400, media di ricoveri all'anno 10.000, presenze annue 450.000, i padiglioni 33, volume 130.000, superficie della spiaggia 50.000. Un patrimonio enorme che viene liquidato nel 2000, non liquidato, si decide di chiudere nel 2004. Ecco, vedete, questo era come era ridotto. Questa è la parte delle sabbiature e questi sono alcuni degli edifici della città nel sole. Perché è successo tutto questo? Certamente per la liquidazione da parte della sanità di gran parte dei suoi beni, ma anche per un discorso culturale. Dobbiamo riflettere anche su quello. Dalla fine dell'Ottocento, nel corso dell'Ottocento, si è attivata una nuova fiducia nella chimica. I vaccini, la scoperta dei vaccini, ci siamo illusi di poter contrastare le malattie e le epidemie solo con le ricerche di laboratorio. In parte è avvenuto, abbiamo debellato vari virus, abbiamo debellato il vaiolo, la difterite, abbiamo debellato la poliomielite, tante malattie, però non tutte, forse è stato esagerato. Non solo, ma il colonialismo e le guerre mondiali da una parte hanno diffuso morte, ma hanno contribuito anche a diffondere i vaccini. Il vaiolo è stato eradicato dal mondo proprio grazie alla vaccinazione a tappeto. Ma che cosa ne è derivato? Ne è derivato una fiducia spropositata nei farmaci. Cioè si pensa che tutto possa essere assunto in pillole, ogni risoluzione avvenga in pillole. Questo ve lo ricordate, no? Il dottor Tersilli che aveva la risoluzione per tutto. Ecco, e a questo punto chi è che ha dovuto soccombere? Ha dovuto soccombere quella filosofia che per tanti decenni invece aveva sostenuto che le cure climatico-ambientali potevano essere un bel aiuto al recupero, alla riabilitazione e quindi ad un tipo di terapia che era sana. E in questo periodo è stato ripreso, è stato lasciato abbandonato l'ospedale al mare, adesso faranno appunto questo nuovo quartiere, ma una flora e una fauna naturale ha ripreso il terreno. Speriamo che la rispettino. Grazie per l'attenzione.